Tutto è cominciato con un derby e tutto finisce con un derby. Entrambe salve, entrambe tranquille, entrambe in festa. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Cammuca, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri e il derby dell'Eleuterio. Don Carlo Misilmeri, Oratorio Marineo, si chiude qui la stagione per l'eccellenza, girone A. C'è la punizione per l'Oratorio Marineo sulla palla Lovico, direttamente verso la porta. Zummo la deve alzare in calcio d'angolo. Avanzare il 20, Federico ancora al limite dell'area, può pensare alla conclusione, invece va da Miliziano che mette in mezzo e la palla messa fuori, credo da Mantegna, con Miliziano che poteva anche pensare a calciare verso la porta. Sulla palla, neanche a dirlo, c'è Maggio, fischia l'arbitro, 3 in barriera per Zummo. Maggio cerca il primo palo, non lo trova neanche troppo lontano dalla porta. C'è la punizione per la Don Carlo, se ne incarica Chinnici. Pallone che spiove, colpo di testa di Logerfo, blocca Passaro, occasione Don Carlo. C'è la punizione per la Don Carlo, prende la rincorsa la Vardera che scodella in mezzo, Cosentino sponda, salva Maggio, poi ancora Cosentino, palla fuori, attraversato tutto lo specchio della porta. Per Chinnici, che la palla sul sinistro finge di crossare, poi si appoggia a Federico, si butta nello spazio Federico, liberando così Federico al limite, il servizio Miliziano fuori, ma che palla gol ha sprecato ancora la Don Carlo. Perde palla perché c'è Maltese che recupera, Maltese in area, a tu per tu con Passaro, Maltese, vantaggio Don Carlo, e dopo i tanti errori sotto porta arriva meritato il vantaggio della squadra di casa. C'è l'angolo, questa volta se ne incarica Romano, palla sul secondo palo, deviazione, poi fuori gioco di Federico, annullato il 2-0. Miliziano in area, va giù, tutto ok per l'arbitro, poi la Vardera recupera, Romano, zona tiro per Romano, palla sopra la traversa, non di molto. C'è la punizione per la Don Carlo, la Vardera prende la rincorsa, la Vardera scodella in mezzo, colpo di testa di Bertoglio, Cosentino! È tutto buono, è il gol di Alberto Cosentino, non poteva celebrare meglio, le 100 presenze in maglia Don Carlo, le celebra col gol del 2-0. Fuschi, Nunez, bella manovra qui del Marineo, Fuschi al limite, D'Agostino cerca spazio per il tiro, viene però chiuso. Ora prova a liberarsi in qualche modo D'Agostino, tanti tocchi per lui, poi presi Giacomo, cross per Nunez che controlla, Nunez anche lui rifiuta quasi il tiro, D'Agostino fermato, calcio di rigore per l'Oratorio Marineo, D'Agostino contro Zummo, D'Agostino col destro, Zummo, la palla rimane lì, D'Agostino calcia, Zummo, ancora Zummo, come contro l'Aspra, para rigori. Intanto Maltese, controllo elegante, Logerfo apre per Chinnici, va sul fondo Chinnici, cross in mezzo, svirgolata e autogol per il 3-0 dal possibile 2-1. Sfortunato autogol di Prestigiacomo, allunga la Don Carlo. Romano, Chinnici può anche pensare al tiro, infatti ci prova, palla fuori di pochissimo. Mantegna, anticipo di Chinnici, c'è il movimento di Maltese, partito sul filo del fuorigioco, Maltese verso l'area di rigore, si propone Matera, Maltese uno sguardo al centro, salta un avversario, Maltese col salvataggio e poi in calcio d'angolo il Marineo. C'è rimessa, poi rosso per Fuschi che ha colpito Bertoglio, e dunque anche in 10 il Marineo. Cerca la traccia in verticale, scivola Loporto che da terra prova comunque a giocarla, Sheriff, Federico viene inseguito, Federico perde anche un po' di tempo a passarla, decide di fare tutto da solo, Federico in slalom, Federico respinge il portiere 2 volte, Passaro anche su Sheriff, Federico al limite, poi c'è Miliziano punta, cerca luce per il tiro, gli viene deviato, arriva Sheriff con un occhio anche in mezzo e poi il tentativo e il poker lo firma Chinnici e potrebbe essere
L'ultimo gol della stagione della Don Carlo Misilmeri, firmato Giorgio Chinnici. E finisce qui, finisce con la vittoria della Don Carlo Misilmeri contro l'Oratorio Marineo 4-0 e finisce la stagione eccellente della Don Carlo Misilmeri e dell'Oratorio Marineo